Ciao amici di Casa Peiretti, mi trovo a Bibbiana dove in questa domenica si riempirà di storia dell'automobilismo, si riempirà di auto d'epoca, ma mentre passeggiavo qui in questa piazza incontro proprio il primo cittadino di Bibbiana. Sindaco, buongiorno! Buongiorno a tutti e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Benvenuti a Bibbiana in questa splendida giornata di motori. Un altro grande evento organizzato da una Proloco che ogni anno ci stupisce. Assolutamente sì, la nostra Proloco è veramente bravissima, siamo molto orgogliosi di avere tutto lo staff della Proloco che lavora costantemente per le iniziative del Paese. E con l'occasione chiudiamo con un caloroso saluto a tutti i nostri concittadini e a tutti i nostri partecipanti. A proposito di partecipanti, adesso andiamo a conoscere un po' i proprietari di queste vetture stupende. E iniziamo questa carrellata con una Fiat Balilla del 1934 di proprietà della signora Ferrero Bernardino. Signora, questa macchina cos'è per lei? Per me, per mio marito è una cosa... È un sogno, cioè per lei invece È diciamo. un po' un amante. Ah, ecco, questa è l'amante di suo marito. E quando trovo mio marito in garage è lì che magari la lucida e ho detto va bene. Ma tratta meglio la macchina o la moglie? No, la moglie. Bravi, anche mariti a casa, mi raccomando. Quando l'avete comprata? No, questa è del suo papà. Ah, quindi è proprio originaria, l'avete comprata appena uscita? Lui è Ferrero Bernardino e il papà era Ferrero Giuseppe. Spettacolo, adesso vieni Alberto, il nostro cameraman, e vediamo un po' anche l'interno di questa macchina. Ma che meraviglia! Ma signora, abbia pazienza, ma io una cosa non me la faccio scappare, voglio salire. Mi faccia salire. Oh, no, vabbè amici a casa, ma cosa, che ve lo dico fa? Salire in un pezzo di storia dell'Italia è bellissimo, ma guarda il clacson che piccolo, guarda, e funziona! Poi abbiamo il contagiri, bello ragazzi. Una domanda, cos'è questo? Portacicche. Ah, il portacene che si girava con... No, vabbè ragazzi, fantastica. Complimenti signora. Però capisco anche il marito, la cura che uno deve mettere su una macchina del genere, ci sta, è normale. Bella, bene. Allora, la signora ci sta dicendo, venga qua vicino a me, signora, venga che noi vogliamo arrivare a festeggiare 100 anni. 100 anni, certo. Posso dire che comunque 80 e qualcosa non li dimostra? Ah, non li dimostra? No, non ne ha 80, 91. 91! È del 34, 1934. Ma io in matematica non ero proprio... Io e la matematica non eravamo molto amici. Grazie e noi continuiamo con questa lunga carrellata di auto storiche qui a Bibbiana. Ti guardavo mentre controllavi che cosa? E controllavo i fili del carburatore perché mi manca un pelo, allora guardavo quello, ma tutto ok. Per la salita Montoto. Bravo, sì, giusto. Da quanto tempo ce l'hai? E sono un annetto. Appassionato di auto d'epoca o auto sportive? Tutte e due. Quante ne hai? Solo questa. Cosa fai nella vita? E io sono artigiano e lavoro in conto mio. Da dove vieni? Luserna.
Sì, un mio concittadino, Certo, mio certo. concittadino, guarda che da Luserna che passioni che abbiamo. Bella, complimenti. Questo signore si chiama Pierpaolo, ha praticamente due nomi, ma ha una grande passione, che è quella dell'Alfa Romeo. Qua vediamo le tue meraviglie. Le ultime 3 vere alfa, diciamo. Perché Raccontaci, cioè, queste sono le ultime Alfa. le ultime alfa, vere alfa, quando l'alfa di Arese era ancora in voga, abbiamo l'Alfetta, la Giulietta e la 75. E in più c'ho un coupe Fiat che era di un mio zio ed è un valore affettivo che continuo a mantenere, insomma. Dove nasce questa passione per questo marchio? Nasce da mio padre che nell'81 aveva preso quest'auto e poi niente, io l'ho mantenuta e poi avendo fatto anche il carabiniere ho girato con queste macchine e di conseguenza mi è mantenuto questa passione. Di queste quattro immagino che tu sia molto geloso di entrambe, ma dovessi sceglierne una, questa, per che motivo? L'ho vissuta. Questa ho fatto di esercitazione con i carabinieri, questa l'ho vissuta proprio. Bruna, è uno spettacolo, l'eleganza e poi il tocco femminile col fiorellino non poteva mancare. Da dove vieni, Bruna? Pinerolo, Da Pinerolo. Da quanto tempo hai questa vettura? da 4 anni, Perché l'hai comprata? perché era una vettura che avevo io da ragazza, 18 anni, poi negli anni l'ho venduta e ho detto prima o poi mi dovrò togliere di nuovo lo sfizio ad avere... Bello, bello, In realtà, bellissimo. allora avevo una Dian 6, adesso per cambiare ho optato per la 2 cavalli. La famosa 2 cavalli, ma le emozioni che provi quando la metti in moto? L'emozione di quando avevo 18 anni. La mia prima auto, i miei primi... Quindi diciamo che è un'auto e anche un po' una macchina del tempo per te. Esatto, una macchina del tempo, che sono passati un bel po' di anni, una quarantina. Ci fai sentire il suono della 2 cavalli? Del clacson o del motore? Il motore. Vieni Alberto. E se parliamo di auto d'epoca non può mancare la 500 e ne parliamo in particolare con Michela, Michela. È un nome bellissimo, una macchina bellissima. buongiorno a tutti. Allora, siamo qua, questa è una 500L del 69. Brava, però vedo che sei informata e sei preparata. Quindi l'emozione che hai quando sali, Bellissima. respiri la storia, respiri il passato, respiri... ma la guidi tu? No, Chi la guida? mio fidanzato. Il tuo fidanzato. Ma se il tuo fidanzato ce lo concede, la mettiamo in moto con te? Certo. È pericoloso? La metti in moto tu? No, Come no? Io voglio vedere che sei tu che la metti in va moto. bene, ok. Ci proviamo. Vieni Alberto. Beh, ti ho visto abbastanza, cioè, il piede c'era, cioè, No, bene. no. Senti, facciamo così, con te parliamo di musica, va, Sì, trasmissione meglio, musicale, meglio, io- parliamo di musica. Qual è la tua canzone preferita? La mia canzone preferita è L'amour toujours di Gigi Dag. Come fa? Popororo,
Adesso ti faccio fare il lancio come fossi tipo a Sanremo, no? Signore e signori, adesso andiamo a sentire l'Amour toujours. Guarda in camera e partiamo con la canzone, ma prima il lancio, vai. Allora, qua a Bibbiana, l'Amour toujours di Gigi Dag. Di sicuro vi ricordate di un film che ha fatto la storia del cinema italiano e non, che era Herbie, il maggiolino tutto matto, e questo non so se è tutto matto, però è un maggiolino. Ne parliamo con il proprietario, che si chiama Roberto Rosso. Roberto. Storia di questa macchina: perché l'hai comprata, quando l'hai comprata e cosa provi quando ci sali sopra? Sento odore di vecchio, di passato, sono un nostalgico, quindi e poi Figli dei fiori, eccetera. Quando viaggio su questa macchina mi sento bene. Ti senti bene? Quanto tempo fa l'hai presa? Ma questa qui non è la prima che ho, l'ho presa sarà 10 anni fa. 10 anni fa ne avevo un'altra, un maggiolone 1200 che poi avevo venduto per prendere un furgone, poi sono ritornato al vecchio amore. Ma hai detto una parola prima, Figli dei fiori. Figli dei fiori vuole anche dire musica. Parliamo anche un po' di musica. Quale canzone secondo te caratterizza di più la tua macchina? Secondo me le mie canzoni, quelle che mi ricordano il passato, eccetera. Tipo, io sono un vecchio rockettaro, quindi partiamo da The Who, Beatles, Clapton. Guarda, scegli un brano che adesso andiamo a sentire. Ma possiamo sceglierne uno di Clapton? Vai, lancialo. Quale? Ok. Badge. Adesso in onda. Piero Caffaro, presidente della Proloco di Bibbiana, ma oggi sei in veste di presidente, di organizzatore, ma anche di appassionato d'auto, perché questa è tua. La mia barchetta è questa qua. Perché una barchetta? Ma perché mi piaceva la barchetta e sono diventato barchettista sabaudo. Barchettista sabaudo! Siamo un gruppo di barchettisti che tra l'altro oggi non sono tantissimi, ma in compenso c'è tante altre macchine. Esatto. Il tempo ci grazia e quindi di conseguenza poi... Ferma, perché ti grazia al tempo? C'è Rete 7, altrimenti... Quando chiami le telecamere di Rete 7 non piove? Non mai! Mai, adesso aspetta, c'è qualcosa in ferro qua, sì, tocchiamo un attimo ferro. Tocca ferro. Poi adesso andiamo a Montoso, Esatto. ma a vedere Montoso mi sembra un po' nebbioso. Montoso. Montoso nebbioso, va bene, direi un'altra grande giornata. Sì, effettivamente. La tua Proloco. No, siamo soddisfatti perché vediamo che è la quinta edizione e di conseguenza auto ce n'è tante, non solo le Vespe perché sono sull'altra piazza, ma credo che anche delle Vespe ce n'è. Facciamo così, forse non te l'ho mai fatto fare a te, visto che siamo a trasmissione musicale, parliamo anche di musica. La tua canzone preferita? Oh, cosa devo dire? Mi preso alla sprovvista. Come tutti. Oh sole mio, stai in fronte a te. Addirittura la stai cantando, non solo il titolo. Mio. Bravo, guarda, facciamo così, adesso ne andiamo a sentire un pezzettino, fammi il lancio, signore e signori. Signori e signori, ecco voi, Oh sole mio. Stai in fronte Marco, alle nostre spalle la tua Fiat. 850, sì, Fiat 850 del 68. Da quanto tempo l'hai presa? E oramai saranno 15 anni che insieme a mio suocero l'abbiamo presa. Raccontami la storia di quest'auto. L'abbiamo trovata da uno in provincia di Cuneo come targata. E aveva ancora i cerchioni a raggi come all'epoca degli anni 60. Quindi sono originali i cerchioni? Sì, è tutto originale. E poi avevamo anche cercato i sedili originali, ma non ce li avevano, però
c'avevano questi che sono, diciamo, modificati con il poggiatesta, però. Visto che io sono vestito di rosso e la macchina è rossa, sì. farei un figurone a salirci sopra. Certo, e quindi ti faccio. Hai mai condotto una trasmissione tu? No. Vabbè, è il momento buono, vai, tieni. Allora, sì, sono Enrico Peiretti, questa è la mia auto che oggi in questa giornata mi è stata omaggiata da questo bravissimo ragazzo. Io vi ringrazio dell'omaggio. Ma figurati, guarda. Pronto a fare un giro? Cioè ragazzi, questa è la mia macchina. Qua sopra faccio un figurone, ma sai quante morose potrei avere in più qua sopra? Vabbè dai, pubblicità, noi torniamo subito. Truccate, anni 60. Ragazzi, che vedevo di? Qua mi sento in un film tipo Sapore di sale, Sapore di mare, ve lo ricordate? Bellissimo. E di questo mezzo ne parliamo proprio col proprietario. Vieni qua vicino a me. Ciao, come ti chiami? Mauro Manavella. Da dove vieni? Campiglione Fenile. Col Vespino sei venuto stamattina? Sì, col Vespino. Dai, raccontami qualcosa di questo Vespino. Da quanto tempo ce l'hai? E questa qua è del 63. Ce l'hai dal 63? È comprata? L'ho restaurata 2 o 3 anni fa. Si vede, bellissima, l'hai fatto anche molto bene. Quanto vale adesso un mezzo come questo? Ma più o meno sui 5-6 mila euro, 5, 6. Dipende dai modelli. Adesso ti dico, io sono un ragazzo che nella vita avrebbe sempre voluto una cosa del genere, me lo regali? No. Davanti a telecamera non si può dire di no. Sto scherzando. No. Molto 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 bella, complimenti. E adesso andiamo a conoscere qualche altro Vespino qui presente. Grazie. Ma che bello. No, dico, bello, no? Bellissimo, sì. Lei è proprietario di quale Vespino? Quella lì con la bandiera. Andiamo verso la bandiera? Oh, con la bandiera italiana. Vespino, il P200E. 200E. PE vuol dire Peiretti Enrico. Io mi chiamo Peiretti Enrico. Ecco, allora. L'hanno dedicata a me. No, a parte gli scherzi, 1979, qua respiriamo un profumo particolare, la passione che hai per questa È infinita. moto. È infinita. Da dove vieni? Io da Orbassano. Qui da Orbassano stamattina ti sei svegliato presto e sei partito per venire al raduno. Esatto. E questo è lo spirito giusto. Mi fai salire? Si può? Wow, ragazzi, che meraviglia. Ma questo addirittura è un 2 posti, ci posso portare l'amorosa? Sì, 2 posti questo. Tu la portavi l'amorosa in giro? Quando veniva sì. Ma dimmi te, con una cosa del genere, ai tempi si baccagliava? Dimmi la verità. Erano altri tempi. Bravo, erano altri tempi. Con poco ci si divertiva molto di più. Bravo, si girava tanto. Velocità? 120. Dai, 120 fa. E li fa effettivi, Li fa. Bene, molto bene. Me la regali? No. Sei sicuro? Me la vendi? No. No, dico, devo vendertela io a te? Ok, te la vendo io, mettiamoci d'accordo. Grazie, dai, sto scherzando. Saluta tutti i tuoi amici di Orbassano. Grazie. Saluto a tutti quanti. Parliamo di musica. La tua canzone preferita qual è? Una tra le tante. Non me ne viene in mente niente. Una. Vasco, mi piace, quale? Alba Chiara. Andiamola a sentire, Alba Chiara di Vasco Rossi insieme al mio amico di Orbassano. Qualche volta fai pensieri strani, con una mano ti sfiori, tu sola dentro la stanza, e tutto il mondo fuori. Allora, pronti? 3, 2, 1. Volevo fare un saluto a Greta Thunberg. Mamma mia, ragazzi. Bellissimo però. Che emozione.
Siamo partiti da Bibbiana il 13 luglio, circa alle 11 del mattino, siamo arrivati a Montoso il 9 di novembre. Ragazzi, fa freddissimo. Vabbè, qua è un po' nuvolo, però è stato bello, il viaggio è stato bello e adesso continuiamo a farvi vedere un po' di macchine che sono qui, adesso a Montoso. Beh ragazzi, ma che spettacolo è questa? Ma è bellissima, a parte che vi posso garantire che mi sono seduto sopra e oltre l'eleganza, oltre la bellezza, la comodità, è comodissima e ne parliamo con il proprietario, eccolo qui! Buongiorno! Buongiorno a tutti voi. Come ti chiami? Claudio Marini. Da? La Loggia. Dalla Loggia. Allora, targata Cuneo, bella, bellissima. Mia moglie è nata a Cuneo, ho preso la macchina targata Cuneo. Un regalo alla moglie. Ma ci sono ancora uomini con dei valori di una volta. Quanto tempo fa l'hai presa? Quindi è recente? L'ho presa un anno fa, poi l'ho restaurata tutta. Costo d'acquisto e costo di restauro? Costo di restauro non lo so perché non ho segnato niente, altrimenti la moglie si arrabbiava. E allora non dici niente a nessuno, vai avanti, spendi e lavori. No. La storia invece della vettura? Di quanto è del 75. Facciamo così, facciamola vedere dentro anche ai nostri amici a casa. Vai. Vediamo un po'. Wow. Montoso, questa ridente cittadina. Cosa vogliamo dire di questa bella giornata qui tra Bibbiana e Montoso? Che quasi trasferivo per il Disney, le ripatancout. Ah no, di sicuro caldo non fa. Vabbè, però big. sì, si sta bene, la temperatura vai ai gradi sarà più o meno. 14-15 paglotti. Ah, secondo me riuma pa, quindi riuma pa. Ma è anche la passione delle auto d'epoca? Infatti meno io che al 92. 92, quindi è già d'epoca, ma le sì? No, sì. Andiamola a vedere, non problema, andiamo. Ed eccola qui, la Panda 4x4 del nostro amico Gianni. Quanto tempo fa l'hai comprata? Del 92. Nel 92, ah quindi l'hai presa nuova? No, la via 1600 perché però da un era un concessionario in Fiat. Bella. E poi senza Panda 4x4 neanche io potrei andare a raccogliere tutti i funghi che raccolgo d'autunno. No, e quindi le papà prende per funghi, me le prende a capo perché le 96 le brucia a cadene, ciò con sta stessa palonca sia nei ciò nel cadene. Questi sono dei trattori, Ma posso chiederti anche una cosa? Questo look, questa barba, è da tanto che perché è bella? Le 8,90 a taglio papi. Però è bella, te sta ben Gianni, fammi un saluto in camera Gianni. Ciao! Attenzione, vediamo, non è così semplice, vero? No, è facile, voilà, coperta, molto bene, pronti per ripartire. Come ti chiami? Livio. Da dove? Racconigi. Da Racconigi, bravo Livio. E qua sono tutti un po' in fermento perché la pioggia ha sorpreso questa domenica, però insomma, è così. Allora siamo pronti? Siamo pronti a scendere giù? Kiwi li avete messi? Casco c'è? Bravi. Sono gli inconvenienti, la pioggia è un inconveniente però ragazzi, Piano, andate piano che è scivoloso, mi raccomando, Dema pian che vi voglio bene, mi raccomando, Piano. Da dove vieni? Bibbiana. Da Bibbiana. Giochi in casa. Mi raccomando, Col microfono, se chiamami, Qua chiamami. Sì. Chiamami perché c'è il microfono. Ok, bene. Piove, ti aspettano ai box per il cambio gomme. Ah sì? Sì, hanno detto box. Allora andiamo a Bibbiana ai box. Ok, bene.
Sono con Silvia. Silvia, Sara. Silvia e Sara, ma appassionate d'auto d'epoca? Non molto, però mi piacciono. Più appassionate di Montoso? Sì, forse sì. Avete la seconda casa qui? Sì. E venite sovente? Sì, molto. Oh, che bello. Adesso è il momento della pubblicità, ok? Non la voglio lanciare io, la lanciate voi. Quindi è semplice, dovete guardare in camera e dire signore e signori, arriva la pubblicità, torniamo fra 2 minuti e mezzo, ok? Avvicinatevi. Una di voi tenga il microfono. Ciao, me ne vado. Signore e signori, lanciamo la pubblicità tra 2 minuti e mezzo. Sono insieme a questi 2 ragazzi, loro sono in 2 ma hanno una grande passione in comune, che è la passione per la 1. Quindi voi avete fondato il primo club, anzi guarda, facciamo così, come ti chiami? Vittorio. Insieme a? Pasquale. Presidente e vicepresidente di? 1 Club Italia. Wow, cos'è la 1 per te? Per me è la mia passione, passione vuol dire tutto per me. Io trascorgo ore e ore e ore in garage, ho un capannoncino dove aggiusto le sistemo anche per gli amici e per me la 1, ho tutti i ricambi, per me la 1 è tutto. E l'idea di raggruppare queste passioni, ma non solo passioni, perché mi dicevano prima che state crescendo con questo club. Da chi è partita questa idea? Ma ci siamo ritrovati, ci siamo conosciuti con lui, con Vittorio in un evento e da lì è nata la passione e la voglia di fare qualcosa di nostro per le 1, per la stessa passione che abbiamo, e quindi abbiamo deciso di fondare questo club, 1 Club Italia, e niente, ci troviamo, facciamo dei raduni. Bravi ragazzi, ma allora facciamo così, la 1 in sé può essere accostata a che canzone della tua vita? Che canzone? Io sono ispirato alle canzoni, musiche anni 90. Quindi? Quindi What is Love? Bella! Lanciamola, andiamola a sentire adesso. Fammi il lancio tu, vai! What is Love? Baby come on me. Allora, prima di andare a sentire questo brano però, magari a casa c'è qualcuno che ha la vostra stessa passione, come deve fare per iscriversi al vostro club? Noi abbiamo una pagina Facebook, è 1 Club Italia, dove praticamente si va su questa pagina, si fa l'iscrizione gratuitamente alla pagina e dopodiché lì abbiamo tutti gli eventi che facciamo, i raduni e tutto praticamente. E adesso What is Oh, baby come on me. Forza ragazzi, anni 90 come la 1 ovviamente. What is love? Baby, don't hurt me no more. Sono qui, come si chiama signora? Odetta. Odetta? Che bel nome particolare, ma il nome o il cognome? Odetta. Però, e questo signore si chiama? Germano. Odetta e Germano ci guardano Casa Peretti, mi fa molto piacere. Siete una coppia? Da quanti anni? A
ottobre facciamo 50. 50 anni di matrimonio, ma come l'hai conquistata? È andato così. Dimmelo! È andato così. È andata così? Lavorando. T'ha conquistata lavorando. Di dove siete? Noi di Cavour. Di Cavour. Allora al mio 3 mi fate un bel saluto in camera. E 1, e 2, e 3. Buongiorno. Da dove? Da dove vieni? Cantalupa. Come ti chiami? Angela. Angela, anche lei da Cantalupa? No, da San Secondo. San Secondo e Cantalupa, molto molto bene. Ma siete qua per il raduno delle auto storiche? Avete un'auto anche voi? È il proprietario dell'auto. Infatti lui dice, ma sempre me deve mettere in mezzo, ma sempre me, ma l'asme mangè tranquillo. Oh, vedi, oh, l'asme mangè tranquillo. Oh, questo è lo spirito, bravo. Comunque grazie a tutti i partecipanti che sono venuti anche quest'anno, siete stati numerosi, abbiamo 111 iscritti come auto e 26 come vespe. Purtroppo forse le vespe quest'anno il tempo non ha accompagnato tantissimo e quindi forse è una causa di quella. Adesso dobbiamo partire con le premiazioni, sempre più importanti, perché oltre a 3 premiazioni sulle auto, 3 premiazioni sulle vespe, quest'anno abbiamo anche 3 gruppi di auto che premiamo proprio il gruppo, quindi ci sarà qualche premio in più. Poi dopo primo delle vespe. Complimenti e mi raccomando di vedere il prossimo anno e partecipare di nuovo. Ok. Bene. E allora sei stato sorteggiato per questa bella targa per quest'anno. Eccola qua, la targa. Ok, grazie. Grazie. E ci vediamo al prossimo volta. Sono Vittorio, il presidente delle 1. E il prossimo anno parteciperai? Il prossimo anno saremo per 3 volte. Almeno 50, 60, 100. Almeno 100. Sì. Almeno 100. Bene, complimenti. Grazie mille, grazie signori. A te, grazie. Ciao, io sono Ernesto, rappresento i barchettisti Savaudi. Siamo qua come tutti gli anni, fantastico, bellissimo. Quindi questo è il tuo premio? Sì. Gruppo, complimenti allora. Quindi questo è il nostro premio. È suo? Lasciamo lui. Va bene. Quindi mi raccomando, seguite Rete 7. Mi raccomando. Grazie. Sta partendo da casa un applauso fortissimo per tutta la Proloco di Bibbiana. Tu devi prendere questo applauso e portarlo a tutti per le prossime serate, quindi le prossime serate e suddividerlo con tutti i tuoi collaboratori. sarà fatto sicuramente, sarà fatto sicuro. Io e te chiudiamo la puntata di oggi. No, facciamo una cosa molto carina. Io ti suggerisco e la chiudi tu. Va bene. Pronta? Allora. Signori, Casa Peiretti finisce qui. Se volete rivedere questa puntata, alle ore 21:30, canale 83. Ma questo lo dico io, ringrazio tutta la Proloco di Bibbiana perché sono strepitosi, un altro grande successo e i successi nascono soltanto se c'è la volontà e se c'è l'unione di persone che hanno lo stesso spirito. Ci vediamo lunedì per una nuova puntata di Casa Peiretti. Sarà fatto. No, devi dirlo tu. A lunedì. Devi dirlo, ci vediamo lunedì per una nuova puntata di Casa Peiretti, vai! Ci vediamo lunedì per una nuova puntata di Casa Peiretti. Ciao! Dal lunedì al venerdì su Rete 7 c'è Casa Peiretti che ti fa cantare, divertire, emozionare, un po' ballare. C'è sempre qualcuno in diretta per te dalle 20 alle 21. Devi crederci, metti sul 13. Dalle 20 alle 21. Devi crederci, metti sul 13. Dalle 20 alle 21. Devi crederci, metti sul 13.